Un po' caotico anche perché ci sarebbero le prenotazioni, quindi non capisco il motivo di tutte queste attese, sinceramente. Pesante a dismisura proprio. E sarebbe ora che la smettessero. Inizio settimana difficile nei Covid point della provincia, presi d'assalto dopo l'entrata in vigore dell'obbligo esteso di Green Pass, lunghe code al centro tamponi di Paludi alle porte dell'Alpago. Io sono arrivata alle 11:30, avevo prenotato il tampone per fare il Green Pass per andare al lavoro a mezzogiorno, sono ancora in coda e mio figlio che doveva fare un molecolare per il calcio aveva appuntamento tra le 10 e mezzogiorno e siamo ancora in coda. Di oggi mi sono addirittura data il cambio col marito per riuscire a fronteggiare la coda. Nelle fabbriche la produzione continua, nessuno stop significativo è stato registrato, ma diverse sono le situazioni sorvegliate speciali, così a Palazzo Rosso, sede del comune di Belluno. La situazione è abbastanza buona, certo ci sono delle persone che non hanno il Green Pass, un po' meno del 10% e questo crea alcuni disservizi, più che altro crea disservizi per gli altri colleghi che ovviamente devono sobbarcarsi anche il loro lavoro. Potrebbero esserci dei servizi a rischio e qui bisogna fare una valutazione molto attenta perché ovviamente l'obbligo del Green Pass fa sì che i servizi, se per caso dovessero essere interrotti, i servizi per i cittadini, ovviamente si creerebbe anche una fattispecie di carattere penale, un'interruzione di pubblico servizio e questo penso che sarebbe un problema molto grosso. E un problema è sicuramente costituito dal trasporto pubblico locale, circa un centinaio le corse saltate in provincia. Siamo molto arrabbiati per questo, poi capisco che ci siano delle questioni organizzative perché gli autisti che fanno il servizio urbano sono gli stessi autisti che fanno prima i servizi extraurbani e fra una corsa e l'altra fanno quelli urbani, quindi capisco che ci sia tutta un'organizzazione dietro. Noi siamo i più penalizzati però rispetto a questo. Quanto all'obbligo di Green Pass, Massaro ha una sua precisa idea, avanti tutta con i vaccini e l'informazione, attenzione però a dividere le comunità. Il Green Pass ha una sua logica per alcune situazioni sicuramente, però dico anche che non si assumono delle misure spaccando la comunità.